È la sesta edizione e come tutte le precedenti, come prima e finale, dobbiamo dire che abbiamo avuto una grossissima affluenza e riscontrato grosse presenze anche dall'estero, russi, tedeschi che erano sul lago. Siamo intorno ai 140-150 personaggi che ci aiutano veramente nella realizzazione, ma soprattutto nell'animare quello che è il nostro villaggio, perché per noi più che una recita deve essere una famiglia, la famiglia qua che noi stiamo cercando di animare, di ricreare e rendere partecipi anche tutte le persone che noi abbiamo qua presenti anche in questo momento qua. Siamo circa intorno alle 10.000 persone, forse più che meno. E quindi ciò ci gratifica immensamente del lavoro fatto. La principale novità è sicuramente quella della capanna, che noi abbiamo rifatto completamente dando un'impronta diversa. Abbiamo poi inserito una scalinata che porta al castello, che rende ancora più appariscente quello che è il castello e lo ravviva un attimino. Poi abbiamo inserito delle cascate, un laghetto e soprattutto parecchi animali. L'inserire tutte queste cose qua è determinante, ecco. E in prospettiva speriamo, oltre che noi a collaborare, a lavorare tra di noi, anche cercare di inserire altre persone, perché quello è l'obiettivo, ecco, creare le basi per poter avere una prospettiva nel futuro.